Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Inizia una settimana molto importante per il Veneto, ma non solo, perché i dati dell'epidemia, i dati del coronavirus continuano a crescere. Sono in corso questa mattina una serie di conferenze stampa da parte delle varie aziende sanitarie del Veneto che spiegano come si andrà avanti con la campagna vaccinale con la terza dose, a chi è diretta, come cambierà eventualmente l'assetto vaccinale del Veneto. Cambiano le cose anche per le scuole, ma lo vediamo poi. Abbiamo un'ora e mezza da stare insieme alla Focus TG, siamo in onda, lo ricordiamo, fino alle 13:30. Dicevamo, cambiano anche le dinamiche scolastiche, perché sono da vedere i casi, i positivi, i negativi, il numero di positivi in classe, poi vediamo tutto quanto. Nel frattempo è arrivata una perturbazione sul Veneto, c'è la prima neve sui rilievi, neve che invece era arrivata già copiosa sulle Dolomiti. Insomma, si va verso l'autunno, quello vero, non quello che abbiamo visto finora, con temperature decisamente sopra la media, e questo vuol dire maltempo, questo vuol dire anche l'arrivo dell'influenza, l'arrivo di una fase più critica del Covid. Partiamo però dalla cronaca, perché abbiamo una notizia di cronaca proprio di questa notte, perché di 4 morti addirittura il bilancio di un incidente stradale avvenuto poco prima di mezzanotte lungo la statale 14 di Triestina, in località Porte Grandi, nel territorio di Quarto d'Altino. 2 macchine, stando alle prime informazioni, si sono scontrate frontalmente. L'impatto è stato violentissimo, i veicoli sono andati completamente distrutti, lo potete vedere anche dalle immagini che ci arrivano dai vigili del fuoco. Una delle 2 macchine è finito fuori strada rovesciandosi in un fossato. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, i pompieri, appunto, le ambulanze e i carabinieri. 3 squadre di vigili del fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza le auto ed estrarre le persone all'interno. Nonostante i tentativi di rianimazione, il medico del SUEM alla fine ha dichiarato 4 decessi, 2 donne e un uomo a bordo di una vettura, una donna, la conducente, nell'altra. Durante le fasi di soccorsi naturalmente la strada è rimasta chiusa, c'è stata parecchia confusione. Allora, sappiamo che la famiglia distrutta in questo schianto era composta dal papà di 45 anni, la mamma di 40, la figlia di 21, una famiglia di origini romene ma residente da anni a Jesolo. Pare dalle prime informazioni che ci arrivano che il cognome della famiglia sia Ciobanu. Poi ci collegheremo con i nostri colleghi della redazione di Treviso che stanno andando sul posto per avere più informazioni. Nell'altra auto, una Yaris, invece c'era una ragazza di 29 anni di origini indiane che viveva a Mestre, aveva frequentato l'istituto magistrale di Mestre ed era da poco, aveva iniziato una nuova vita da poco. Adesso queste sono informazioni che ci arrivano proprio al volo tramite i lanci di agenzia e tramite quello che ci raccontano i nostri colleghi che stanno seguendo questa vicenda. Fra poco, dicevamo, avremo la possibilità di farvi vedere anche il luogo in cui è successo questo schianto. 4 morti, ricordiamo, a Quarto d'Altino. Chiudiamo la pagina della cronaca per un attimo per fare però il riassunto delle puntate precedenti, perché in questo momento, nonostante tutto quello che sta accadendo in Veneto, a tener banco è soprattutto il tema del Covid. Abbiamo fatto il punto della situazione con il governatore Luca Zaia. Sentite cosa ci ha detto. Altri 708 nuovi positivi e 7 morti in Veneto. I contagi continuano a crescere ed il presidente della regione torna a rinnovare l'appello a non abbassare la guardia. E mentre in altri paesi d'Europa, dove i contagi galoppano, si pensa a nuove restrizioni, Zaia commenta così la decisione dell'Austria di istituire il lockdown solo per i non vaccinati. Io non discuto di queste misure perché poi le valutazioni sono di natura scientifica. Dico che la misura è quella di provvedere alle vaccinazioni e invito i cittadini di farlo. E che qualcosa stia cambiando lo si è notato anche a Treviso, dove stamattina, tra contagi in aumento e richieste di Green Pass, in dogana sono tornate a vedersi le code per i tamponi e in più di qualche comune i sindaci pensano sarebbe utile tornare ad utilizzare le mascherine anche all'aperto. In condizioni di assembramento all'aperto e al chiuso bisogna portare la mascherina. Arrivare a fare ordinanze perché qualcuno pensa che stiamo ancora giocando, parlando di un'influenza, diciamo,
che non ha nulla a che vedere con qualcosa di grave, direi che è grave questo. Abbiamo avuto quasi 12.000 morti, siamo la 8ª regione in Italia per mortalità, quella che ha avuto meno morti tra le più colpite, però è fondamentale che i cittadini sappiano che ancora non bisogna abbassare la guardia. Siamo in pandemia. Il vaccino sta facendo bene il suo lavoro perché gli ospedali non rispondono con occupazioni, però siamo in pandemia. E Zaia torna anche sulle manifestazioni dei no pass che continuano ad affollare le piazze. E la loro libertà di coloro che manifestano finisce dove inizia quella dei cittadini, perché ci sono altri cittadini che sono privati della libertà da queste manifestazioni, quindi l'invito è di farle nel rispetto delle regole e poi condannare senza mai gli atti di violenza. Parliamo ancora di Covid perché è arrivata adesso un lancio d'agenzia nazionale, è ufficiale, ma lo sapevamo già più o meno, adesso invece ce lo dicono anche le autorità, siamo ufficialmente nella quarta ondata. La quarta ondata epidemica è già in corso, ma la possiamo ridurre. A rilasciare queste dichiarazioni Walter Ricciardi, professore ordinario di igiene e medicina preventiva, già presidente dell'Istituto Superiore di Sanità e consigliere del Ministro della Salute per l'emergenza Covid. Allora, dice Ricciardi, la quarta ondata epidemica è già in corso, ma la possiamo ridurre. Possiamo fare in modo che sia un'ondina, un riduttivo che insomma magari non ci si aspetta su un tema così importante e complicato come quello del Covid. Dipende da noi far sì che non diventi invece un'ondata impetuosa come si sta vedendo in altri paesi. Se continueremo, dice Ricciardi, a usare protezioni, faremo le terze dosi e gestiremo bene il testing e il tracciamento nelle scuole, quindi si comincia a parlare del tema scolastico già in maniera adeguata, resterà un'ondata piccola e non travolgente come invece accade in altre zone. Questo dice Ricciardi. Naturalmente chiederemo conferma di tutto ciò ai vertici delle varie ULSS del Veneto che stanno facendo conferenze stampe in questo momento, i nostri giornalisti sono sul posto, poi li sentiremo prima della fine della nostra informazione per capire che cosa è stato detto. Vediamo, siamo sempre in tema ma è un po' più leggero come argomento. È stata inaugurata ieri a Padova la mostra Andrà tutto bene, ovvero i disegni che i bambini del Veneto hanno fatto durante le fasi più dure della pandemia, durante il lockdown, ma anche dopo, perché insomma è sempre aperto a tutti. In pratica il coronavirus in Veneto raccontato dai bambini. Vediamo le prime immagini. Ci siamo divertiti a casa in questo periodo e quindi abbiamo condiviso con tutti il piacere di stare assieme. Così i bambini hanno lasciato traccia di sé, dei loro sentimenti, delle paure, di un tempo sospeso in casa in cui tutto sembrava cambiato, la scuola, gli amici, lo sport. Il Covid sembra essersi portato via ogni cosa e così loro, stimolati quotidianamente in diretta televisiva, hanno preso carta e colori e si sono raccontati. La mostra Andrà tutto bene, che raccoglie le centinaia di disegni e non solo di bambini di tutto il Veneto, è stata inaugurata questa mattina al Centro Culturale San Gaetano di Padova, dove resterà per 2 settimane per approdare poi a Mestre all'M9 il 3 dicembre. Poi sarà la volta di Belluno 14 gennaio, Rovigo 4 febbraio, Verona 4 marzo, Treviso 8 aprile, Vicenza 13 maggio, per concludersi a Vo Euganeo il 3 giugno. I bambini sentono il disagio perché lo vedono dallo sguardo dei loro genitori, però hanno raccontato che ce la fanno se si attaccano a dei valori che sono per loro importanti. Quindi c'è stato un disagio, ma c'è stato anche l'aiuto a questo disagio, quello è importante. Inaugurata dal presidente Luca Zaia insieme alla dottoressa Russo, direttore del Dipartimento di Prevenzione della Regione, al vice sindaco di Padova Andrea Michalizzi, all'assessore alla sanità Manuela Lanzarin e ai tantissimi bambini che hanno così condiviso un linguaggio comune, il loro. I bambini e i ragazzi sono stati quelli che più hanno rispettato le regole, ha detto dal palco Zaia, chiedendo per loro un applauso a tutti i presenti. A me fa piacere che gli esperti di pedagogia, di tutto quello che è la psicologia infantile abbiano detto che siamo stati l'unica regione che ha pensato veramente con forza tutti i giorni ai bambini a casa, chiusi in casa durante il lockdown. 1300 disegni, cui si potranno aggiungere quelli di ogni bambino che visiterà la mostra itinerante e vorrà contribuirvi. Riteniamo che questa sia una delle forme più alte di cultura che si possono esprimere, perché la esprimono i bambini, che vuol dire che la esprime l'Italia che verrà, il Veneto che verrà.
proposito di questo, arrivano i primi dati dalla provincia di Padova, si aggiungono altri 138 cittadini positivi al Covid nel Padovano e anche nel bollettino di oggi l'azienda Zero, che nel bollettino dell'azienda Zero resta la prima area del Veneto per numero di contagi. Sono in totale 2.480 i padovani in isolamento. Negli ospedali sono 18 le persone ricoverate in terapia intensiva, una in più in azienda ospedaliera. 58 i pazienti in area non critica, 12 quelli nell'ospedale di comunità di Campo San Piero, una novantina i positivi nella casa di riposo Beggiato di Conselve, che oggi darà l'addio alla prima vittima di questa nuova ondata, un'anziana ospite di 91 anni. Questi erano i dati da Padova, sono arrivati anche quelli regionali, li vediamo insieme fra poco perché adesso facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, voi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda fino alle 13:30 per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. In Veneto succede anche che è arrivata un'ondata di maltempo, ma questo l'avete già visto uscendo di casa per andare a lavorare o magari per fare le commissioni di giornata. Però sta succedendo anche una bella nevicata, la vediamo grazie alla regia di Alessandro Costacurto, queste sono le webcam che ci arrivano in diretta, in questo caso siamo sull'altopiano dei 7 comuni, siamo a Roana, sul Monte Verena, siamo sui 2000 metri, 2020 ci dicono i tecnici, e sta nevicando. È la prima nevicata seria dopo la spolverata dei giorni scorsi, che si è vista anche sulle prealpi, sui rilievi minori, possiamo chiamarli così, minori non dal punto di vista turistico, perché ovviamente la stagione è molto attesa. Se si apre così con una prima bella nevicata all'inizio di novembre, insomma, può far ben sperare. Allora, visto che parliamo di sci, andiamo a vedere che cosa sta succedendo invece in alto, sulle Dolomiti, con l'apertura dei primi impianti. Dopo 600 giorni ritorniamo con gli sci ai piedi e devo dire che c'è grande entusiasmo, grande emozione. Sono tante le persone che sono salite qui al Col Gallina per questa che può essere un assaggio della stagione invernale che si preannuncia sicuramente sotto i migliori auspici, variabile Covid permettendo. Una splendida giornata di sole bacia la riapertura della stagione sciistica a Cortina, che con l'apertura dell'impianto del Col Gallina anticipa tutti, ed in molti quest'oggi hanno voluto assaporare questo aperitivo di una stagione che tutti sperano sia davvero della ripartenza per la montagna. Mascherina indossata, l'unica misura anti-Covid, perché essendo una seggiovia aperta non è necessario il Green Pass, e la prima neve caduta in settimana ed il sole di oggi hanno aiutato. Dei fine settimana con molto sole, c'è stata questa piccola perturbazione che ha portato un po' di neve, le temperature hanno permesso durante la notte di fare neve cosiddetta programmata, quindi c'è il fondo ideale per poter sciare anche all'inizio di novembre con ben 3-4 settimane in anticipo rispetto la data prefissata, che era il 27 di novembre, la data dell'apertura del Super Ski Dolomiti. Allora, dalle Dolomiti all'altopiano dei 7 comuni le speranze sono più o meno le medesime, perché anche tutta l'area vicentina, ma non solo, perché insomma c'è tutta una fascia un po' più bassa rispetto alle terre alte del Veneto che confida molto, visto quello che è successo l'anno scorso nella stagione invernale. Ricordiamo l'anno scorso, un giorno prima che aprissero gli impianti, è arrivato lo stop definitivo e non se n'è fatto più nulla. Sono andati a sciare gli organizzati, chiamiamoli così, i club sciistici, gli allenamenti degli atleti, quindi tutta una serie di persone che potevano andare a sciare, ma in realtà il grande turismo non si è visto e l'altopiano ne ha assolutamente patito. Le cose poi sono andate relativamente bene, perché comunque si è mosso, come si suol dire, qualcosa, si è vista tanta gente, magari invece di andare a sciare le persone andavano a farsi una passeggiata o una camminata nella neve, si è visto un turismo magari più slow, però quello che è il vero impatto turistico delle piste non si è visto. Ne abbiamo parlato con l'assessore al turismo del comune di Asiago. Sentite cosa ci ha detto.
Ci siamo organizzati già da tempo con il protocollo Destinazione Città Sicura e quindi abbiamo messo in campo tutte quelle buone regole, buoni comportamenti da parte dei commercianti e del distretto del commercio per sostenere appunto le aperture. Asiago si prepara ad accogliere i turisti per la stagione invernale. Nonostante sia ancora autunno, sono partite una serie di attività di destagionalizzazione durante i fine settimana, allo scopo di aumentare il flusso turistico e portare sempre più persone in altopiano. Il comparto turistico riceve risposte quotidianamente da parte delle amministrazioni di tutti i comuni, quindi c'è un clima di fiducia anche verso la costruzione di un percorso che ci verrà sempre più uniti amministratori e parte privata nel creare opportunità, dialettica, ragionamenti attorno allo sviluppo turistico dell'altopiano. L'obiettivo è di creare i presupposti per favorire il potenziamento dell'offerta turistica invernale nel rispetto delle norme anti-Covid e in totale sicurezza. Stiamo raccogliendo i frutti proprio per allargare il nostro cerchio di provenienza dei nostri turisti, che era un tempo provinciale, poi regionale. Adesso iniziamo a registrare dei nuovi afflussi turistici anche da altre regioni d'Italia e anche da parte di stranieri. Si parla quindi anche di lavoro, le ricadute non sono solo quelle per il tempo libero, perché ha voglia di divertirsi, perché ha voglia di vedere un po' di neve e respirare un po' di aria buona, sono anche e soprattutto ricadute per comparti interi che hanno sofferto tantissimo in questo anno e mezzo, quasi 2 anni di Covid, fra il lockdown, gli stop imposti dall'alto, tutto quello che è successo. Il lavoro è un po' il tema del momento, è il tema anche della ripartenza. Il Veneto sta ripartendo, ma non è sempre facile. Ci sono anche delle crisi aziendali importanti, conclusi ad esempio gli incontri al tavolo regionale per quanto riguarda For All Pal Zileri, e vediamo com'è andata. Per noi è fondamentale che si trovi un partner industriale e fino ad ora le soluzioni che abbiamo vagliato non sono apparse né qualificanti né sufficienti. È delusa l'assessore regionale al lavoro per l'esito dell'ultimo incontro avvenuto in sua presenza tra la direzione aziendale della For All Pal Zileri con i rappresentanti sindacali dei lavoratori della prestigiosa azienda manifatturiera di Quinto Vicentino. Più precisamente sono stati una serie di incontri avvenuti sul tavolo regionale che hanno portato i vertici aziendali a presentare una proposta che andrebbe ad assorbire in prospettiva 20-30 persone in un comune fuori dalla provincia di Vicenza. Una proposta definita dai sindacati irricevibile perché molto lontana dalle richieste di salvaguardia occupazionale per gli oltre 100 dipendenti rimasti ancora in For All e la continuità produttiva dello stabilimento di Quinto. Ci sono ancora 9 mesi davanti a noi di ammortizzatore sociale che vorremmo sfruttare fino in fondo. Nel frattempo alcuni lavoratori si stanno ricollocando, le competenze dei lavoratori di For All sono competenze molto alte, buone, ed è giusto che chi ha una nuova opportunità possa coglierla. Infatti il sindacato con l'azienda sta monitorando e accompagnando nelle uscite. Però io concordo con le parti sindacali, il rapporto con l'azienda è franco, è buono, ma concordo con le parti sindacali, per noi la richiesta che è stata formulata al fondo Maiula e all'azienda For All è quella di trovare un partner industriale e di continuare nella ricerca di un partner industriale per l'impianto, per le macchine, per le competenze che sono la storia del manifatturiero vicentino e italiano. Legato a doppio filo con il tema del lavoro c'è quello del rincaro dei prezzi, non solo dei prezzi, anche quello delle materie prime. Lo stanno vedendo le famiglie con bollette sempre più care, anche andare a fare il pieno a volte può riservare qualche brutta sorpresa. Lo vedono anche le aziende, perché se da una parte arriva una bolletta familiare, dall'altra arriva una bolletta aziendale che a volte può essere davvero importante. E ne abbiamo parlato con un'associazione di categoria per capire quali possono essere anche le ricadute della contrazione dei consumi nel periodo natalizio. L'aumento della benzina non dà sicurezza, ahimè è solo un costo in più per le tasche dei nostri consumatori. L'aumento delle fonti energetiche penalizzerà ulteriormente il commercio da quasi 2 anni in crisi a causa del Covid, rincari importanti in tutti i settori.
Ma significa aumento del prezzo finale per il consumatore, per due ragioni. Uno, perché aumentano i costi di trasporto, due, perché aumentano i costi di servizio. I costi di servizio sono dati certo dalle utenze che aumentano per tutti, anche per le attività commerciali, e poi anche da tutti i presidi per il Covid, che hanno dei costi. Oggi fare quello che si faceva prima costa di più. Commercianti che sperano comunque nelle prossime festività per cercare di riequilibrare bilanci, in molti casi drammaticamente in rosso, consapevoli che se non ci saranno contromisure agli aumenti come defiscalizzazioni o agevolazioni nelle fasce più popolari, quello che arriverà sarà un Natale triste per le nostre tasche. Diciamo che dalla prossima settimana fino al mese di gennaio gran parte dei commercianti sfidano nel vero senso della parola il fallimento, perché dalla prossima settimana fra consumi natalizi e saldi, diciamo che bene o male nei loro bilanci sono nel 30 o il 40%. C'è il rischio che lo shock energetico, e la benzina a 2 euro ne è il simbolo, rischi di portare, non dico come il lockdown, ma una devastazione anche a livello di inflazione e di prezzi. Questo è un tema che porteremo avanti, che ci porteremo anche appresso purtroppo, perché non sarà di facile soluzione di sicuro fino a Natale. Adesso facciamo un po' un passo indietro, torniamo a parlare della situazione legata all'emergenza coronavirus. Ne parliamo con l'onorevole Germano Racchella, sindaco di Cartigliano, quindi un doppio ruolo per lui, che ancora una volta ha accettato il nostro invito a essere ospite qui del nostro Focus TG. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi e grazie. Onorevole, qual è la situazione? Abbiamo un territorio in cui ci sono anche delle criticità. Sappiamo per esempio a Cartigliano c'è stato un cluster in una scuola materna, adesso sono in corso tutti gli accertamenti del caso, indipendentemente dai numeri che possono variare di momento in momento. Qual è la sua opinione sulla fase che stiamo vivendo? Visto quello che è successo in prima persona a Cartigliano, prima con la casa di riposo e ora con purtroppo la scuola materna, dal mio punto di vista la situazione è preoccupante. Non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia. A questo punto non dico che dobbiamo rendere obbligatorio il vaccino, ma però non mi resta che dire che dobbiamo rendere obbligatorio il tampone per anche quelli vaccinati, perché come tutti ben sappiamo uno vaccinato lo può trasmettere e lo può anche ricevere. Dunque veramente mi trovo in difficoltà. Quello che sta succedendo, ripeto, come è successo a Cartigliano, mi desta molta preoccupazione, anche perché avere a questo punto i bambini con il Covid che hanno sotto 6 anni è una cosa preoccupante, perché questo significa mettere in quarantena tutte le famiglie. A Cartigliano ne abbiamo 10 per ora, oggi stanno facendo i tamponi molecolari a tutti gli altri 70 ragazzi, perché la scuola materna di Cartigliano ospita 86 bambini. Mi auguro che vada tutto bene. Questa mattina l'ULSS mi ha informato che per fortuna gli insegnanti, a parte 2, il resto sono tutti negativi, gli insegnanti e anche il personale, dunque un qualcosa di positivo c'è. Dobbiamo stare molto attenti, perché tutti lo possono vedere, molte volte in giro per le piazze ci sono assembramenti, ma di mascherine non se ne vedono. Oltre alle manifestazioni, anche il vivere quotidiano. Dobbiamo stare attenti e stare veramente a pensare cosa abbiamo passato e cosa non dobbiamo più passare. Ci deve essere di insegnamento. Allora, ci fa un po' specie vedere il sindaco, l'onorevole Racchella, che di solito è molto più allegro, passateci il termine, vederlo provato così da tutto quello che sta succedendo nel suo paese, lo vediamo un po' più serio del solito, e questo ci fa capire che la situazione effettivamente è da prendere con le pinze, non solo quella contingente di Cartigliano, ma in generale, anche perché fra poco vediamo assieme i dati. Adesso facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, voi state con noi perché fra qualche minuto siamo di nuovo qui, dobbiamo approfondire tutto il tema del Covid, c'è anche molta cronaca di cui parlare, torniamo subito.
Bentornati al nostro Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda fino alle 13:30 per informarvi di quello che sta accadendo in Veneto. Allora, noi abbiamo qui ospite con noi il sindaco Germano Racchella, onorevole Germano Racchella, parlamentare. Stavamo parlando con lui della situazione sia contingente, perché è scoppiato un cluster in una scuola materna del suo comune, materna e asilo del suo comune, sia per quanto concerne invece il sistema generico Covid. Continuiamo a parlarne fino a quando la regia ci dà il via libera per andare a Quarto d'Altino sul posto dell'incidente costato la vita a 4 persone questa notte. Quindi, sindaco, pronti a passare in diretta. Le chiedo prima di tutto, parliamo di vaccini, l'obbligo vaccinale pare... Allora, ci dicono, lasciamo il sindaco onorevole Racchella qui con noi un attimo, andiamo prima di tutto a Quarto d'Altino, c'è Marta Marangon che ci aggiorna sugli esiti di questo incidente mortale di questa notte, 4 vittime, lo ricordiamo. Buongiorno Marta. Sì, buongiorno Ferdinando, buongiorno ai telespettatori che ci stanno seguendo da casa. Noi ci troviamo lungo la statale triestina, siamo a Porte Grandi in territorio comunale di Quarto d'Altino. Qui questa notte, poco prima dell'1, si è verificato il terribile schianto nel quale hanno perso la vita 4 persone. Lo scontro è uno scontro frontale tra 2 auto che si è verificato appunto in questo tratto della statale peraltro pericolosissima, già teatro più volte di gravi incidenti stradali. 2 le auto coinvolte nel primo violentissimo impatto, una Toyota Yaris condotta da una ragazza di 29 anni di origine indiana residente a Mestre, Yotika Piaser il suo nome. La vettura si è scontrata frontalmente contro una Ford Focus a bordo della quale viaggiava in direzione Jesolo un'intera famiglia di origine romena residente nella cittadina balneare. L'impatto è stato devastante. La Focus è finita nel fossato appunto che vedete ora. La nostra Nicoletta Rizzetto sta inquadrando. Qui sul posto c'è una pattuglia dei carabinieri di San Donà di Piave che sono intervenuti per fare i rilievi. La Focus quindi è finita, dicevo, nel fossato e sul colpo hanno perso la vita tutti e 3 gli occupanti della famiglia: il papà Francisco Ciobanu, 45 anni, la mamma Tatiana Cerini, 40 anni, e la figlia Iana Francesca di 21 anni. Tutti e 3 sono morti sul colpo. La Toyota Yaris, invece, condotta dalla ragazza di 29 anni residente a Mestre, è rimasta sulla carreggiata. Pochi istanti dopo è sopraggiunta una terza vettura con a bordo una coppia, lui 65 anni di Treviso, lei 62 di Venezia. Non sono riusciti ad evitare l'impatto. Fortunatamente non hanno riportato ferite gravi, soprattutto sono stati trasportati all'ospedale per lo shock conseguente al tremendo incidente. Sul posto sono subito giunti i sanitari del 118 da Mestre, poi i vigili del fuoco con 3 squadre e i carabinieri della compagnia di San Donà che appunto stanno conducendo le indagini per ricostruire l'esatta dinamica di questa tragedia. Secondo le prime informazioni, secondo i primi rilievi, sembra appunto che sia stata la Yaris condotta dalla ragazza ad invadere la corsia opposta. Probabilmente ha perso il controllo, forse per un colpo di sonno, forse per un malore, questo ancora non si sa. L'impatto, appunto, dicevamo, è stato devastante e 4 persone hanno perso la vita. Le operazioni di soccorso sono durate parecchie ore, di soccorso e di messa in sicurezza della carreggiata, e la strada è stata riaperta soltanto alle 4 di questa mattina. E da Quarto d'Altino è tutto, vi restituisco la linea. Ringraziamo Marta Marangon, Nicoletta Rizzetto per questo collegamento. Noi abbiamo già visto le foto terribili, strazianti delle automobili, delle prime foto che ci hanno mandato i vigili del fuoco di questo schianto costato la vita, lo ricordiamo, a 4 persone. Onorevole Racchella, prima di tornare sul tema Covid di cui parlavamo prima, quando succedono queste cose sono fatti slegati rispetto a tutto il resto,
o c'è effettivamente qualcosa che non va? Ci sono arterie stradali in Veneto che magari hanno bisogno di più attenzione, ci sono comportamenti, ma questo purtroppo lo sappiamo, che con il Covid sono diventati ancora più pericolosi alla guida magari? Beh, innanzitutto fa male vedere certe cose, perché vedere le famiglie così distrutte per un incidente automobilistico è una cosa che ti tocca veramente dentro. Sì, ci sarebbero tante cose da fare e quando si vedono queste immagini, anche da amministratore, ti vengono in mente magari i punti critici del proprio paese. Comunque, quello che mi preme dire è che serve la responsabilità di tutti, perché io l'ho già detto, anche nel mio paese a Cartigliano molte volte mi sembra di vivere in un autodromo, ragazzi che corrono gli 80 all'ora, che fanno addirittura le gare, costretti a chiamare autovelox e le pattuglie, che però poi quando uno prende una sanzione non la vede come a fargli capire la pericolosità che è di correre in un centro abitato, ma ti dicono solo perché il comune vuole fare cassa. In questi casi il comune non vuole fare cassa, ma forse, devo dirlo, che un autovelox può salvare la vita a qualcun altro. La settimana scorsa abbiamo visto il caso anche della ciclista, io sono anche ciclista, e oggi vediamo questa grave disgrazia. Dunque dobbiamo, sì, noi amministratori pensare, mettere in sicurezza le strade, ma tutti noi come cittadini dobbiamo essere molto più responsabili, andare via anche in auto. Non dimentichiamoci che stiamo parlando di vite umane e dunque serve la responsabilità massima e l'attenzione massima da parte di tutti. Onorevole, adesso sentiamo che cosa ci dice Chiara Gaiani, che ci sta aspettando da Padova con gli ultimi dati riguardanti l'emergenza coronavirus. Vediamo Chiara davanti alla Basilica del Santo, poi magari li commentiamo con l'onorevole Rachella, che sappiamo che fra un paio di minuti ci deve lasciare. Quindi Chiara, al volo 2 dati, poi parliamo con l'onorevole e dopo torniamo da te per tutto il resto di quello che accade a Padova. Buongiorno ai telespettatori. Sì, c'è stata una sorta di effetto Halloween, ci hanno appena detto i responsabili, i vertici dell'ULSS 6 Euganea, con 492 positivi, pensate, tra sabato e domenica solo nel territorio della provincia di Padova. Ci sono peraltro 2 bacini che stanno preoccupando in modo particolare: il bacino dei Colli, non tanto quindi degli alberghi, delle terme, ma poi insomma ve ne parlerò più diffusamente. L'altro bacino è l'Alta Padovana. Ovviamente c'è stato anche il focus su quanto sta accadendo nella casa di riposo di Conselve, dove purtroppo si è sviluppato un focolaio molto importante, anche su quanto sta accadendo sulle scuole. Però proprio questo effetto Halloween, il fatto che nel lungo fine settimana dei santi o dei morti molte persone sono tornate a incontrarsi e purtroppo tante non hanno rispettato le regole che stiamo ricordando ormai da 1 anno e mezzo, l'utilizzo della mascherina in caso di assembramenti, l'igienizzazione delle mani, ha portato a questo aumento dei contagi. Allora Chiara, ti chiedo di aspettare qualche minuto qui con noi. Chiediamo all'onorevole, lei onorevole è anche sindaco, l'effetto Halloween ovvio può essere successo un po' dappertutto. Cosa si può fare per contrastare queste diffusioni? Il vaccino da solo può bastare o serve una campagna di tamponi decisamente più importante? Dal mio punto di vista a questo punto serve una campagna di tamponi molto più importanti, abbassando magari il prezzo del tampone, ma a questo punto, come dicevo poc'anzi, proporrei di fare il tampone a tutti, anche ai vaccinati, perché altrimenti non se ne viene fuori. Dobbiamo, come ha detto la sua collega, rispettare le regole per non rientrare in lockdown, perché sarebbe veramente una disgrazia pesantissima. Non approvo quello che sta facendo l'Austria, non lo trovo assolutamente giusto. Ecco, ricordiamo, l'Austria, quando parla di Austria parla l'onorevole di un lockdown destinato a chi non è vaccinato, che ovviamente può andare solo al lavoro, poi per tutto il resto non si fa più niente. Si riferiva a questo? Sì, mi riferivo a questo, ma anche perché ci sono una miriade di motivi perché una persona non si vuole vaccinare. Non sto parlando dei Novax, ma sto parlando di veramente persone che hanno delle patologie che non gli è permesso di vaccinarsi e dunque non è neanche giusto tenerli chiusi in casa contro forza. Dobbiamo rispettare le regole, sono semplici regole ma importanti
e puntiamo di più sui tamponi, facciamo una campagna di tamponi per tutelare noi e i nostri vicini. Cioè non avrei altre soluzioni, sono quasi 2 anni che stiamo combattendo contro questa pandemia che ha le sue varianti, adesso parliamo anche di terza dose. Beh, io sono vaccinato, mi farò anche la terza dose, perché la terza dose penso sia necessaria per le varianti appunto che nel frattempo sono emerse, però non renderei obbligo il vaccino, ma punterei, come ho detto prima, sui tamponi e più controlli da parte di tutti e molta più responsabilità. Con questo appello ringraziamo l'onorevole Germano Arachella, sindaco di Cartigliano. Grazie per essere venuto qui con noi al Focus TG, l'aspettiamo sempre, anche perché avevamo promesso che avremmo aggiornato i nostri telespettatori su quello che succede a Roma. Naturalmente ci sono delle situazioni contingenti nelle quali è obbligo parlare soprattutto del Covid e di quello che sta succedendo, ma non ci dimentichiamo del lavoro che i parlamentari del Veneto, i rappresentanti del Veneto portano avanti giù a Roma, quindi fra qualche giorno ci rivedremo con Germano Arachella magari in un momento un po' più sereno e faremo il punto di quello che si fa in Parlamento. Senz'altro, e vi ringrazio della vostra disponibilità. Grazie e buongiorno a tutti. Noi torniamo al volo da Chiara Gaiani. Chiara, abbiamo la pubblicità che incombe. Ti tengo giusto qualche secondo, poi andiamo in pubblicità. Quali sono le ultime novità da Padova? Beh, allora, questi insomma i numeri che vi ho raccontato sono dei numeri importanti, tra l'altro darei una notizia di servizio al volo. Al momento, se tu entri nel portale dell'ULSS 6 per la prenotazione dei vaccini, non ci sono posti disponibili, risultano tutti esauriti. È una domanda che ho fatto al direttore generale Fortuna, che mi ha detto che stanno praticamente mettendo i posti a seconda anche di quella che è la domanda, stanno calibrando ovviamente per organizzare al meglio e per gestire al meglio anche il lavoro di tutti. Ecco, nel giro di un'ora dovrebbero esserci i primi 2000 posti disponibili per le prenotazioni delle vaccinazioni e per le dosi booster. Mi sembra una notizia abbastanza importante da dare. Poi, se mi permetti, al volo tornerei sul discorso delle terme, in modo particolare degli alberghi, perché se sì è vero ci sono all'interno di 8 alberghi della zona termale alcuni positivi, si tratta di turisti, molti dei quali sono arrivati addirittura da fuori, pauci sintomatici, hanno ribadito per l'ennesima volta le terme sono davvero una zona molto sicura. Ne ha parlato anche Luca Zaia, ci pare sabato, comunque qualche giorno fa, dicendo sono piccoli focolai, cluster, cose che possono verificarsi, ma attenzione, non demonizziamo in alcun modo il comparto termale del Veneto, e fra i più importanti del Veneto ovviamente più importante è quello dei Colli Euganei, quindi non c'è alcun rischio, non c'è alcun pericolo, anzi diceva Zaia, se poi non mi assalissero perché sono andato alle terme ci andrei anch'io. Chiara, noi facciamo una breve pausa pubblicitaria, ti chiedo la cortesia di restare qui con noi un paio di minuti perché poi ritorno, ti chiediamo altre informazioni sulla cronaca padovana, quindi voi state con noi, torniamo davvero fra poco. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda fino alle 13:30 per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Allora, avevamo lasciato Chiara Gaiani davanti al Santo, la ritroviamo in una delle piazze più belle del mondo, anche se adesso passa il tram alle sue spalle. Siamo in Prato della Valle. Chiara, chiudiamo questo collegamento con gli ultimi aggiornamenti di cronaca. Beh, insomma, la piazza è davvero bellissima, anche per chi la vede molto spesso, tipo me, il collega Cristian Roque Allende che è con me. Ecco, ti vorrei anche dire che Padova sta vivendo insomma delle ore di attesa importanti, perché sabato l'ennesimo corteo dei No Green Pass partito insomma dalla zona di Piazza Garibaldi. Per chi non conosce la città, siamo in centro cittadino. Domani ci sarà una riunione del Comitato per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico che dovrebbe dare delle nuove direttive a questi cortei. Il comune avrebbe già pronta un'ordinanza, obbligo di mascherine per i partecipanti che sono davvero molto numerosi a queste manifestazioni, multe serate per chi non rispetta questo obbligo, ma si potrebbe anche decidere di
impedire che questo corteo si muova nelle vie del centro città e resti stanziale in uno dei posti che sarà assegnato. Ovviamente staremo a vedere che cosa si deciderà, anche perché dalla scorsa settimana queste manifestazioni hanno, tra virgolette, sono triplicate nelle serate di martedì, nella serata di giovedì e poi nel pomeriggio del sabato, e la città, con anche molti commercianti, sta iniziando a risentire delle 19 manifestazioni che ci sono state proprio qui a Padova da luglio, da quando e cioè sono partite. Per quanto riguarda gli altri fatti di cronaca, nel TG di questa sera dovremo avere degli aggiornamenti sul rogo dei bus di Bus Italia avvenuto a Piazzola nella notte di sabato scorso, un danno davvero ingente. Pensate, 3 degli 8 mezzi andati a fuoco erano bus di nuova generazione Euro 6, si parla di un danno per Bus Italia superiore ai 2 milioni di euro. È ancora la pista accidentale, come vi avevamo raccontato nei servizi di cronaca di sabato, quella che viene perseguita dalle forze dell'ordine, ma ovviamente cercheremo di capire se su questo ci sono degli sviluppi. Ecco, direi che... Chiara, grazie per questo collegamento, ringraziamo te Cristian Roccaiende per tutte le informazioni. Naturalmente noi siamo in onda fino alle 13:30, quindi se ci sono altre novità da Padova non esitate a contattarci. Noi adesso, se riusciamo, vediamo assieme il servizio che ha preparato la nostra redazione padovana proprio sulla faccenda No Green Pass e l'attesa per il COSP, per il Comitato l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, il programma Padova. L'ordinanza sul tavolo del sindaco Giordani, in isolamento per contatto con positivo ma al lavoro a distanza, sarebbe già pronta. Obbligo di mascherina indossata per tutti i partecipanti a cortei, no Green Pass compresi, pena multe che si annunciano salate. Ma non sarebbe l'unico provvedimento allo studio da parte delle autorità cittadine, che torneranno a confrontarsi martedì nel Comitato per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico. Alla luce del numero di contagi che pongono la provincia di Padova al 5° posto per recrudescenza del virus in Italia, non è escluso che si arrivi intanto a fermare il nuovo corteo previsto per la serata di martedì, per imporre l'obbligo di manifestazioni statiche. 19 i cortei che si sono susseguiti in città da luglio nei sabati tradizionalmente, appuntamenti che sono triplicati la scorsa settimana con manifestazioni nelle serate di martedì, giovedì e nel pomeriggio di sabato. Durante l'ultimo corteo i manifestanti sono stati anche protagonisti di aggressioni verbali nei confronti dei giornalisti, condannate in modo corale. Visto che stiamo parlando dei dati del Covid, abbiamo sentito quelli in arrivo da Padova, vediamo assieme quelli generici del Veneto, quelli complessivi più che generici, che ci sono arrivati pochi minuti fa dall'azienda Zero della Regione del Veneto. Allora, sono 432 le nuove positività, ma c'è poco da stare allegri perché sappiamo che il lunedì di solito il dato è sempre più basso per un numero di tamponi inferiore, per una serie di motivi legati anche alla logistica di queste informazioni. Quindi 432 rispetto agli 800 che avevamo visto nei giorni scorsi sono pochi, ma è un dato da prendere con le pinze. Infatti sono 12.903 le persone attualmente positive in Veneto. Vuol dire che è cresciuto di quasi 4.000 unità il numero delle persone positive, perché eravamo a quota 9.000 solo qualche giorno fa, e sono 485.378 le persone che sono risultate positive dall'inizio dell'emergenza. Purtroppo sono 11.849 quelli che hanno perso la vita a causa del Covid in questi tanti mesi, troppi mesi che stiamo vivendo in grande difficoltà. Scendiamo nella seconda parte della tabella, perché è quella che ci dà la cartina di tornasole, la prova del 9 di quello che stiamo dicendo. Fino ad ora avevamo visto una sanità del Veneto in grado di reggere egregiamente la spallata del Covid, adesso qualche piccolo tentennamento si vede, perché abbiamo 257 persone ricoverate in area non critica, di queste 214 sono ancora positive al coronavirus, 43 si sono negativizzate. 52 sono le persone ricoverate in terapia intensiva, quindi torniamo
sopra le 50 unità in terapia intensiva, 46 di queste sono ancora positive, 6 si sono negativizzate. A conti fatti abbiamo più di 300 persone ricoverate negli ospedali del Veneto a causa del Covid. Di queste 260 sono attualmente positive. Sono numeri comunque bassi rispetto a quelli che abbiamo visto, ma è la conferma che la quarta ondata è ormai arrivata. Sta all'attenzione di tutti non trasformarla in un'ondata devastante. Vediamo le differenze rispetto a ieri. Sono 11 ricoverati in più in area non critica, ovviamente è un bilancio, quindi qualcuno è stato dimesso, qualcuno è entrato, ma vuol dire che sono molti più gli ingressi delle dimissioni, e il bilancio è positivo di 2 unità anche in terapia intensiva. Ormai è un trend che prosegue da giorni, sono 2, 3, 4 persone al giorno in più in terapia intensiva. Di questo passo resta da capire quando si smorzerà questa nuova ondata. C'è da segnalare anche un decesso qui, un po' meglio dei giorni scorsi, ovviamente finché non vediamo lo 0 in questa tabella la faccenda non è risolta. Andiamo a vedere un'altra tabella, un'altra serie di informazioni grafici che sono quelli sulle vaccinazioni. Sono state 5.500 le vaccinazioni somministrate, le dosi somministrate domenica, molto poche rispetto al periodo precedente, addirittura siamo sotto quota 1000 per le prime dosi, siamo a 513 prime dosi, conferma ulteriore, come se ce ne fosse bisogno, che ormai il limite è stato raggiunto. Oltre a questi ci sono le persone che non possono e non vogliono vaccinarsi, quindi è molto difficile aumentare questo dato. I cicli completati sono 2.290, le dosi addizionali o booster sono, le terze dosi insomma, sono 2.701. Vedete che ormai sono tante le dosi addizionali quanto la sommatoria delle prime dosi e dei cicli completati più o meno. Poi scendiamo, il Veneto ha somministrato il 90% delle dosi a disposizione, questo vuol dire che c'è comunque spazio di manovra, ce ne sarà bisogno perché arriveranno fra poco, abbiamo già sentito da Padova le novità, arriveranno tutte i nuovi slot, le nuove possibilità per le terze dosi, quindi è plausibile che ampie fasce della popolazione rientrino in questa nuova fase della campagna vaccinale. 3,7 milioni chi ha almeno una dose, ovvero il 76,3% della popolazione. 3.591.000 chi ha il ciclo completo, ovvero il 74% del totale. 3.700.000 quelli che hanno la prima dose o la prenotazione per la seconda, e ormai siamo al 3% della popolazione del Veneto che ha avuto anche la dose addizionale, il booster, la terza dose, chiamatela come volete, fatto sta che ha raggiunto ormai 145.000 persone. Questi dati ormai non cambiano quasi più perché sono lentissimi, vediamo, sono molto lenti nel movimento, e qui abbiamo quelli che sono le categorie fragili, disabili, vulnerabili, abbastanza coperte, molto ben coperte anzi per quanto riguarda le prime e le seconde dosi, e purtroppo scende il numero delle vaccinazioni, siamo ancora una volta sotto quota 80.000, questo è il segnale che è una campagna vaccinale che sta andando molto a rilento. Capiremo poi da quello che ci diranno i nostri colleghi, tutti i nostri giornalisti che hanno partecipato alle conferenze delle ULSS del Veneto, in cui è stato spiegato che cosa accadrà nei prossimi giorni con l'arrivo della terza dose. Immaginiamo anche con la possibilità di sommare o avvicinare almeno la campagna anti-influenzale con quella anti-Covid, quindi tantissime notizie importanti anche per la vita di tutti noi. Fra poco torniamo in onda perché adesso facciamo una brevissima pausa pubblicitaria. Vi ricordiamo che siamo in diretta fino alle 13:30, quindi state con noi perché torniamo davvero fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi fino alle 13:30 per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo sentito le novità padovane con questo aumento di casi, questi focolai ormai importanti anche in casa di riposo. Abbiamo sentito anche le ultime notizie dal Bassanese con questo cluster in una scuola materna, in un asilo di Cartigliano. Avevamo qui il sindaco che ci ha ragguagliato sulle ultime novità riguardanti questo nuovo
nuovo caso. Adesso andiamo a Vicenza, dove c'è la nostra Luisa Bertini che ci aspetta fuori dall'ospedale, perché sappiamo che è appena finita anche a Vicenza la conferenza stampa per presentare questa nuova fase della campagna vaccinale. Luisa, aggiornaci. Sì, campagna vaccinale non solo, perché anche da qui arrivano dati poco rassicuranti, possiamo dire, per quanto riguarda l'aumento dei contagi, perché la scorsa settimana si assestavano i ricoveri sui 25, oggi siamo saliti a 31 ricoveri e sono stati attivati 8 posti nel reparto di medicina. Riassumendo in breve, 14 agli infettivi, 5 a medicina, 9 in pneumologia e 3 in terapia intensiva, ma diciamo il dato che fa riflettere, su cui è stata posta l'attenzione appunto durante la conferenza, è che chi è in rianimazione in realtà sono le persone non vaccinate, quindi chi è ricoverato invece tra i vaccinati ha un'età media alta, un'età media oltre gli 80 anni e presenta delle comorbilità. In rianimazione, come dicevo, sono solo non vaccinati e la prevalenza del virus è a 0,4 sui vaccinati e 2,6 sui non vaccinati. Ciò vale a dire che i vaccinati rischiano 7 volte in meno di essere ricoverati rispetto ai non vaccinati. Ecco, altro dato è quello sulla terza dose, la terza dose agli ultraottantenni. Qui procede come era stato per la prima e la seconda dose, gli ultraottantenni avevano aderito in massa e anche stavolta c'è una buona adesione, commentava il direttore generale, perché la terza dose siamo al 20,3% degli ultraottantenni che l'ha effettuata. Quindi diciamo questa è un po' la panoramica che si allinea a quello che è un po' il trend regionale, quindi l'aumento dei casi e l'aumento dei ricoveri. Luisa, prima di lasciarti andare, perché sappiamo che la giornata è piena di impegni nella zona iberica, abbiamo notizie di focolai scolastici, di cluster scolastici? Allora, cluster scolastici non particolarmente, di sicuro l'età scolare rappresenta il 23% dei nuovi casi, quindi sicuramente è tra le età particolarmente più tenute sotto controllo. Luisa, grazie per questo collegamento. Se ci saranno altre notizie da Vicenza non esitate a contattarci, le daremo in diretta ai nostri telespettatori. Grazie, buon lavoro. Torniamo in studio. Allora, a proposito di questo, il tema dei più giovani, ci sono due cose da dire. Intanto c'è un nuovo sistema di gestione di nuove positività, di nuovi casi, in presenza di questo riguarda le scuole, in presenza di un caso positivo, stiamo leggendo un vademecum che ci è arrivato dall'Agenzia Nazionale, dall'ANSA, i compagni di classe fanno un test il prima possibile, il cosiddetto test zero. Se il risultato è negativo si torna a scuola e poi se ne fa uno dopo 5 giorni. Nel caso di 2 positivi, i vaccinati o negativizzati negli ultimi 6 mesi fanno la sorveglianza con il testing, i non vaccinati la quarantena. Nel caso di 3 positivi va in quarantena tutta la classe. Un caso ancora diverso è quello per i servizi per l'infanzia. Per i più piccini è previsto un test subito e una quarantena di 10 giorni, al termine della quale devono fare un altro test, mentre per gli insegnanti la valutazione è in carico alle autorità sanitarie. Quindi cambia ancora la gestione nel mondo della scuola, ma ci dicono anche che si sta muovendo qualcosa sull'eventuale possibilità di una vaccinazione per i più piccoli. Ci sono dei pediatri che dicono è importante vaccinare anche gli under 12, invece questa va letta perché è una notizia che è arrivata poco fa. Ricciardi, ne abbiamo parlato anche in precedenza, dell'immunizzazione per i bambini, per gli under 12 c'è bisogno ed è assolutamente importante per farla, per proteggere loro e tutta la comunità. Non è un caso che i pediatri siano d'accordo, l'epidemia ovviamente nel Regno Unito ha generato migliaia di bambini con long covid, questa è tutta la situazione, lo dice Walter Ricciardi, che però dice anche che non c'è alcun obbligo in vista per la fascia degli under 12 per l'obbligo vaccinale dei più piccoli. Infatti, questa è la precisazione, servirebbe una legge, questo comporterebbe
basterebbe una discussione, una differenziazione di posizioni con una contrapposizione molto forte. In questo momento non ce n'è necessità, perché l'Italia ha raggiunto livelli altissimi di protezione della popolazione grazie all'informazione. Quindi sì, sarà importante, ma non è in vista alcuna obbligatorietà per il vaccino per i più giovani. Chiudiamo allora questa pagina dedicata al Covid, poi se arriveranno altri lanci di agenzie importanti su questo tema la riapriremo, ma andiamo a vedere quella della cronaca che abbiamo aperto con il nostro telegiornale, con l'incidente costato 4 vite a Quarto d'Altino. È stata investita però anche nel fine settimana una ragazza a Conegliano ed è ancora in coma. È in coma, lotta per sopravvivere nel lettino del reparto di neurochirurgia in terapia intensiva all'ospedale di Treviso. La dodicenne di Parè di Conegliano, travolta e sbalzata a metri di distanza da un'auto in corsa in via Einaudi. Stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Il dramma intorno alle 18. La giovane, che abita a pochi metri più in là in questo quartiere densamente abitato, stava attraversando la strada. È un'amica di mia figlia, cerca di dirci questa donna sordomuta. Fa capire chiaramente che chi l'ha travolta viaggiava ad alta velocità. Grave. Era veloce la macchina? Sì. Dopo di lei ascoltiamo il giovane che tra i primi ha soccorso la ragazza. Ho sentito un tonfo dentro casa e ho trovato la bambina qua sotto e sono sceso a vedere. So solo che l'hanno presa qua sulle strisce pedonali e ha fatto un giro. Ha fatto proprio un volo? È un volo, sì. Terribile. Secondo te corrono le macchine su questo rettilineo? Secondo me sì. Magari mettere delle telecamere pericolose già 3 volte sto mese. Che viene investito qualcuno qui? Sì, è già successo. Un rettilineo preceduto da un rallentatore posto proprio su un altro passaggio pedonale, una misura di prevenzione che però pare non basti. In poco più di un'ora, in una domenica mattina, sono state almeno 10 le auto che abbiamo visto oltrepassare il limite dei 50 km all'ora previsto per i centri abitati. Ma sono pochi quelli che vanno a 50? Come l'ha potuto? Sì, le corre. Sul posto, poco dopo l'incidente, è arrivata subito la mamma della ragazza. I carabinieri hanno effettuato i rilievi. Vista la gravità della situazione, si è deciso di portarla a Treviso con l'elisoccorso. Non è escluso che la procura apra un fascicolo per lesioni stradali. L'autista è una 53enne della provincia di Treviso. È risultato negativo all'alcol test e agli esami tossicologici. Di questa situazione abbiamo parlato con il comandante della Polizia Locale di Conegliano, che annuncia importanti novità. Sicuramente nelle ore serali l'illuminazione forse non è sufficiente, negli attraversamenti pedonali. È il comandante della Polizia Locale di Conegliano a fare luce su uno degli aspetti che potrebbero rendere le strade del comune più sicure. Nel quadro di un progetto di risparmio energetico, le luci dei lampioni sono state sostituite con lampade a LED. La lampada a LED è una tecnologia diversa e illumina con un cono di luce, a differenza delle altre lampade invece che avevano la luce diffusa. Quindi ecco che dove c'è l'illuminazione pubblica, quindi dove c'è proprio il palo, la luce è sufficiente, mentre dove negli angoli, diciamo subito, immediatamente dopo, magari si va in penombra. Ed è proprio quello che potrebbe essere accaduto. Il lampione su questo tratto di via Einaudi illumina a cono questo punto, lasciando al buio l'attraversamento. L'amministrazione comunale sta lavorando, conferma Claudio Mallamaci, ad un progetto che prevede l'illuminazione di tutti i passaggi pedonali oggi in penombra. Intanto alcuni giorni fa si è riunito il tavolo tecnico convocato in prefettura dall'Osservatorio sugli incidenti stradali. Proprio nello stesso punto, 4 giorni fa, un automobilista albanese di 34 anni sotto l'effetto di cocaina aveva investito una giovane donna incinta seduta sulla panchina della fermata, ora rimossa perché distrutta. Il comandante Mallamaci però conferma che lungo questa strada non è possibile installare un autovelox. Nei centri abitati non è possibile installare autovelox che funzionano in remoto. Quindi la velocità può essere controllata soltanto con la presenza della pattuglia. Da mercoledì prossimo entrerà in vigore intanto il nuovo codice della strada, che introduce diverse novità, tra cui nuovi obblighi di comportamento in corrispondenza delle strisce. I conducenti dei veicoli infatti devono dare la precedenza non solo ai pedoni che hanno iniziato l'attraversamento, ma anche a quelli che si stanno accingendo ad effettuare l'attraversamento. Restiamo nella Marca, perché c'è anche un trevigiano fra le persone denunciate per i tafferugli avvenuti alla manifestazione di Trieste del fine settimana. C'è anche
Anche un trevigiano tra le 18 persone denunciate dalla questura di Trieste per i tafferugli che si sono verificati ieri sera nel capoluogo giuliano nel corso della manifestazione No Green Pass. L'uomo è indagato per resistenza pubblico ufficiale e manifestazione non autorizzata e nei suoi confronti, assieme ad altre 5 persone, è stato emesso anche un foglio di via da Trieste. È comunque tuttora in corso la visione dei filmati realizzati dalla polizia scientifica per individuare anche altri partecipanti ai disordini. Nonostante le prescrizioni relative al percorso del corteo, lontane da obiettivi sensibili e tali da limitare disagi ai commercianti, una parte dei manifestanti si è comunque diretta ieri sera verso Piazza Unità d'Italia, dove la situazione è degenerata con scontri e lancio di bottiglie di vetro ed oggetti contro le forze di polizia. È in corso la visione dei filmati realizzati dalla polizia per individuare ulteriori condotte delittuose a carico delle persone identificate e degli altri partecipanti ai disordini. Dall'analisi delle immagini sarà inoltre possibile individuare le persone alle quali comminare le sanzioni per il mancato rispetto del distanziamento e l'utilizzo delle mascherine durante il corteo. Torniamo alla cronaca perché un 18enne di Tezze ha perso la vita a causa di un tuffo. Sconvolta la comunità di Tezze sul Brenta dopo la notizia arrivata come una doccia gelida della morte di Luca Valente, che ha perso la vita a soli 18 anni. Il ragazzo si trovava a Gran Canaria, dove si era recato per fare una sorpresa al fratello, che da un anno vive nell'isola spagnola con la fidanzata. La tragedia, dopo essersi tuffato dalla cala del Caracolla, una scogliera molto frequentata. Il decesso sarebbe avvenuto ancora giovedì sera, ma le notizie si sono diffuse solo nelle scorse ore. Pare che all'origine ci sia stato un arresto cardiorespiratorio che avrebbe colpito il giovane subito dopo il tuffo. Non si sa se per un malore o per un impatto con le rocce. Molto scosso il sindaco di Tezze, Luigi Pellanda, che conosce bene i genitori di Luca e ha preso la notizia dal parroco del paese. Adesso i familiari si stanno muovendo per ottenere le autorizzazioni necessarie al ritorno della salma del loro ragazzo. In questo periodo sono molte le persone che vanno a fare magari una camminata, una passeggiata, 2 passi in montagna. È un momento di passaggio un po' particolare. Comincia a esserci il ghiaccio, comincia a esserci la neve nelle parti più alte, più esposte. Abbiamo visto la nevicata in diretta di questa mattina del monte, ad esempio del monte Verena. Bisogna prestare la massima attenzione. Ieri una persona addirittura si è fratturata una gamba durante una banalissima escursione in altopiano. Si frattura una gamba percorrendo una traccia nella neve. È accaduto nella tarda mattinata di domenica sul corno di Campobianco, in territorio comunale di Lusiana Conco. Il soccorso alpino di Asiago è stato allertato per un escursionista di 55 anni di Asiago che stava camminando con altre persone. Siccome lamentava forti dolori, era il freddo e i soccorritori a piedi avrebbero impiegato troppo tempo per raggiungerla, è stato allertato l'elicottero di Treviso Emergenza. Dopo aver individuato il gruppo nel bosco, con un verricello di una ventina di metri sono stati sbarcati equip medica e tecnico di elisoccorso, che hanno prestato le prime cure alla donna e l'hanno imbarellata per poi trasportarla all'ospedale di Bassano. E un setter rischiava di rimanere invece vittima di un incidente di caccia. Siamo sempre nella zona che va dall'altopiano dei 7 comuni alla Val Brenta. Vediamo cosa è successo. Era a caccia con il suo padrone nei boschi in località Rivalta, a Val Brenta, quando è finita in una scarpata rimanendo bloccata. Protagonista una setter inglese di 6 mesi salvata dai vigili del fuoco di Bassano. I pompieri, dopo aver studiato la situazione, si sono portati a monte rispetto alla posizione dove si trovava la cagnolina e hanno predisposto una calata di 50 metri. Un operatore SAF, Speleo Alpino Fluviale, è riuscito a recuperare Giada, riconsegnandola sana e salva al proprietario. Chiudiamo la pagina della cronaca, apriamo invece la pagina dedicata a quello che succede a Vicenza e nell'area berica. Parliamo della bretella dell'Albera. Il problema era bypassare il nodo dell'Albera e il comitato si era battuto su questo. I lavori sono partiti, ma i lavori adesso stanno producendo più danni di quella che era la situazione precedente, perché creano talmente tanti disagi alla viabilità che la stanno bloccando. Si allinea alle rimostranze del sindaco Rucco a sollecitare la conclusione dell'opera in tempi brevi, attesa da 30 anni, con una storia puntellata da svariati stop and go. La variante alla strada provinciale 46, nata per alleggerire il traffico pesante proveniente dalla 4.
Il sindaco di Vicenza e presidente della provincia Francesco Rucco ha 100 ragioni su 100. Questi ritardi sono intollerabili. La modalità con cui viene gestita il cantiere è intollerabile e le ripercussioni e i danni economici che questo problema sta avendo sono molto più ampi di quello che è solo la città di Vicenza. Rilancia sottolineando come non sia un problema solo di Vicenza. Non deve passare il concetto che il problema della bretella dell'Albera è circoscritto solo a Vicenza. È un problema che riguarda tutto l'Ovest vicentino, che riguarda un traffico di attraversamento che inevitabilmente interesserà i comuni di cintura, è un problema che riguarda chi vuole andare verso la Marosticana, chi arriva dalla zona della Marosticana e sta diventando un problema irrisolvibile. Così come è irrisolvibile il nodo per chi si immette in quel tratto. Io che abito a Creazzo per andare a Vicenza, se vado verso il centro, già la rotatoria lì prima di San Lazzaro cominciano i problemi, perché inevitabilmente adesso c'è un'uscita che è interdetta. Si guarda sopra il cavalcavia, c'è una colonna ininterrotta. Se tu devi andare nei quartieri limitrofi alla Marosticana, penso quartiere Laghetto, non ci puoi andare, dovresti fare un giro impensabile. Pertanto la bretella va conclusa in fretta, va conclusa bene. Non solo, Giacomin rileva le ripercussioni economiche che i ritardi nella realizzazione producono a catena. Costi ambientali, costi che ricadono sulle aziende, il tempo perso è costo. Come consigliere regionale io cercherò di interessare l'assessorato alla viabilità, anche se sappiamo che quest'opera è di competenza di ANAS. Di conseguenza c'è una responsabilità precisa e ANAS non dipende dalla regione ma dipende dallo Stato. Solo che dove magari non arriva una voce, ma più voci, più coralità e più proteste, magari riusciranno ad avere un risultato che finora è lontano da vedersi. Ci sono novità anche per la scuola primaria Zanella, sono in arrivo quasi 500.000 euro per rifare il tetto. C'erano una volta le infiltrazioni d'acqua dal tetto della scuola Zanella, c'erano una volta e non ci saranno più. Il sindaco di Vicenza e la sua giunta stanziano 415.000 euro per un intervento radicale che farà felici insegnanti e genitori degli alunni della primaria che, quando pioveva, avevano a che fare con un tetto colabrodo. È un lavoro estremamente importante che ci vede impegnati per 415.000 euro, comprensiva anche della progettazione dei serramenti. Questa scuola attende un intervento piuttosto forte da tantissimi anni, l'ultimo risale al 2006. Nel frattempo siamo intervenuti spesso a tamponare problemi di infiltrazione. Oggi manteniamo una promessa fatta sia alla dirigente sia al comitato genitori di fare un intervento importante, massiccio, che va a risolvere e a riqualificare questa scuola definitivamente. La scuola primaria Zanella ha più di 100 anni e da tempo aveva bisogno di una riqualificazione che risolvesse il problema delle infiltrazioni d'acqua dal tetto. Il cantiere, che lavorerà anche a un miglioramento sismico, verrà sviluppato in 2 fasi, senza bisogno di interrompere l'attività scolastica per i piccoli alunni. Il bilancio comunale per le scuole si aggira sempre intorno ai 900.000, 1 milione all'anno, finanziamenti a parte, e quindi quest'anno andiamo a impegnare 415.000 euro solo per la Zanella, ma non finisce qui. Faremo anche una batteria di bagni nuovi perché anche questi sono estremamente datati, è una scuola che ha atteso tantissimo e a cui vogliamo dare risposte noi. Chiudiamo con la cultura, perché la nostra redazione vicentina ha una rubrica che si chiama Filo Vicenza, nella quale raccogliamo indicazioni, racconti e magari qualche anche consiglio per i pezzi del passato della città. Abbiamo parlato questa volta con i liberi pensatori dei vecchi lavatoi di Vicenza. Buonasera amici ed amiche di Rete Veneta. Oggi mi trovo nel quartiere di San Bortolo, qui via Durando, e alle mie spalle il vecchio lavatoio di quartiere. Qui è molto particolare la situazione perché, a differenza di quello delle volte scorse, qui si può entrare all'interno. E guardate le mie spalle. Alle mie spalle ci sono proprio i vecchi lavatoi con ancora dell'acqua che scorre, e qui la struttura molto particolare e molto caratteristica e suggestiva. Per questo motivo abbiamo chiesto nelle scorse settimane, attraverso un questionario online e cartaceo in collaborazione con gli amici di Rete Veneta, cosa
vogliono fare i vicentini per quest'area. Allora oggi sono qui a leggervi i risultati del questionario online, poi la prossima settimana vi leggerò i risultati del questionario cartaceo che è ancora disponibile presso le attività commerciali e poi metteremo tutto a sistema e porteremo le vostre opinioni all'amministrazione. Leggiamo la prima domanda insieme. Conoscete i lavatoi di quartiere? Il 75% dei vicentini conosce abbastanza i lavatoi di quartiere. La seconda domanda invece era di quali interventi immediati ha bisogno, guardate in che condizioni si trova il lavatoio, ebbene sempre il 75% dei vicentini dice che il primo intervento da fare è la ristrutturazione. La terza domanda invece che ci ha colpito molto perché è una proposta così messa lì ma che in realtà sembrerebbe sostenuta da un valore storico e morale è quello supportato dal 40% dei vicentini, cioè fare in questa zona un museo del quartiere, perché è vero, qui mi ha fermato prima anche un signore che abita qui e mi diceva che sua moglie veniva qui a lavare i panni e questo è stato un momento per decenni di socialità e di umanità e quindi è bene che questi luoghi che oggi non adempiono più la loro funzione tornino ad avere un'altra funzione che è quella di raccontare delle storie dei quartieri, delle storie delle persone che li hanno abitati. Guardate, pensate questi muri con delle fotografie e lì qualche stampa con la storia delle varie aree e zone di Vicenza. Sarebbe bellissimo. E quindi, che dire, grazie dei vostri voti, alla prossima con i risultati dei questionari cartacei. Ciao! Ed è vicentino il giovanissimo campione di matematica che abbiamo intervistato. La passione per la matematica è nata sin dalle elementari, è sempre stata la mia materia preferita e poi è stata coltivata con i giochi matematici alle medie e in terza sono arrivato a un risultato inaspettato. Dove sei arrivato in terza? Ho vinto la mia categoria con i ragazzi di terza media e prima superiore. Ero un po' ansioso, però poi è andato tutto bene, meglio di così direi che non poteva andare. Jacopo Bigolin è lo studente vicentino vincitore del titolo nazionale nella sua categoria ai Giochi Matematici 2021 che si sono svolti a settembre alla Bocconi di Milano. Il primo nella categoria C2 per i ragazzi di terza della scuola secondaria di primo grado e di prima della scuola secondaria di secondo grado. La passione per la matematica di Jacopo è nata fin da piccolo, coltivata in assoluta autonomia, ma sostenuta anche dai genitori che lo hanno sempre incoraggiato. Molto orgogliosa del risultato che lui ha ottenuto con fatica e sicuramente studio e preparazione. I genitori sono importanti, poi ci sono i professori e la scuola fanno e rivestono un grande ruolo perché se intuiscono che un ragazzo ha delle potenzialità riescono a farle emergere. Per lui cosa si aspetta adesso? Un premio di incoraggiamento? Spero che possa avere un percorso di scuola superiore molto buono e che possa trovare la sua strada che potrebbe essere in questo ambito come in qualsiasi altro ambito. Quindi questa magari potrebbe rimanere una passione. Jacopo ha ricevuto un riconoscimento per il risultato ottenuto anche da parte dell'amministrazione comunale, che ha voluto premiare anche altri 4 finalisti in rappresentanza dei giovani vicentini che si sono distinti nella competizione. Come i suoi compagni, anche per Jacopo la matematica è un interesse coltivato anche nel tempo libero, ma non è l'unica passione. Sto leggendo un nuovo libro di J.K. Rowling, l'autrice di Harry Potter, e prima ho letto una saga Maze Runner, quindi prediligo il genere fantasy e avventura. Se dovessi dire ai tuoi compagni di appassionarsi alla matematica, come li invoglieresti? Non saprei proprio. Secondo me è anche questione di passione, non si può obbligare qualcuno. E dalla matematica passiamo allo sport perché c'è una bella notizia per tutto il Veneto, per il Bassanese in particolare.
perché l'Italia è sul podio della maratona di New York 2021 grazie a Job Faniel, medaglia di bronzo appunto alla grandissima, importantissima maratona di New York, 28enne di origine eritrea ma italiano del 2015. La sua famiglia infatti si è trasferita per raggiungere il padre a Bassano del Grappa già nel 1998. Job fa parte delle Fiamme Oro di Padova, nella maratona più famosa del mondo. Vediamo anche le foto dei suoi successi precedenti. Quella della rinascita dopo un anno di buio a causa della pandemia, è arrivato terzo grazie a un tempo di 2 ore 9 minuti e 56 secondi, dietro a un keniano e a un marocchino secondo con 2 ore 9 minuti. L'azzurro è stato al comando per circa 18 km ed è stato ripreso al 29esimo chilometro. Era dal 97 che un italiano non finiva sul podio della gara maschile, da quando Stefano Baldini arrivò terzo. A Job Faniel vanno naturalmente tutti i nostri complimenti. Vedremo se riusciremo a contattarlo nel corso della giornata per qualche battuta, una breve intervista da inserire nel nostro TG, quindi vi invitiamo a seguire TG Bassano, TG Vicenza di questa sera per tutto quello che non è stato detto fin qui. Ringraziamo Fabio Verini e Alessandro Costacurta in regia, ringraziamo tutti i nostri colleghi che ci hanno permesso di portare nelle vostre case tutte le ultime notizie dal Veneto, ringraziamo voi per essere stati con noi e vi auguriamo un buon pomeriggio.